Un sorpasso azzardato. Sarebbe questa la causa del grave incidente accaduto intorno alle 16 lungo la strada regionale 308 del Santo tra le uscite di Borgoricco e Campo San Piero. A perdere la vita il conducente di questa piccola utilitaria rossa, un cittadino del Bangladesh di 57 anni, residente in provincia di Treviso, che viaggiava lungo la strada con a fianco la moglie. Rianimato a lungo sul posto dai sanitari del SUAM 118, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La moglie, sua connazionale, è stata invece trasportata in elicottero all'ospedale di Padova e non risulta essere in pericolo di vita. Feriti nello scontro anche i conducenti dei due veicoli che viaggiavano nel senso opposto, entrambi trasportati in ambulanza all'ospedale di Campo San Piero. Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti della Federazione del Campo Sampierese. Un dramma lungo una delle arterie più trafficate di tutto il Veneto che ha portato il caos sulla strada. In Tilt, la regionale, dove sono state istituite due uscite obbligatorie: a Borgoricco per chi arriva da Padova, a Campo San Piero per chi arriva da Castelfranco Veneto, per poter eseguire tutti i rilievi e recuperare i mezzi coinvolti.